Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di SimCity. Allora, oggi ci troviamo nuovamente qui a Spawner Plains, adesso cambiamo questo orrendo nome. Vediamo un po'. Allora, molti di voi mi hanno dato tanti consigli su questa nuova città, vedo che vi sta piacendo tanto, sono contento. Allora, il primo consiglio è quello di unificare questi dannati elementi, così producono adesso, siamo d'accordo? Perfetto. Mi avete detto anche di giostrare meglio il traffico. Ragazzi, la cosa del traffico è proprio una cosa che non so fare. Non so come gestire il traffico, come regolare le strade. Però ci proverò. Con questi $77.000 vedremo di regolare un po' tutto. La densità sta aumentando, quindi adesso possiamo convertire queste strade. Media densità, media densità. Mi avete detto anche di usare i viali. Adesso vedrò di convertire quella vecchia zona in un viale. Media densità. Qui vediamo di convertire un po' tutto, così le strade si possono espandere e tutti possono crescere. Alta. Me ne sarò dimenticata qualcuna? Media. Media e media. Allora, una cosa che volevo fare, come giustamente mi avete detto, è quella di regolarizzare un po' il traffico. Questa strada è sicuramente molto affollata, per esempio. Mi avete detto anche che dovremmo trasportare questo viale, per esempio ad alta densità, verso il fondo per riuscire un po' a gestire meglio il traffico, ed sarà proprio la cosa che farò. Allora, eliminiamo questo parco, eliminiamo queste strade, via, eliminiamo questo parco e creiamo un unico viale che passi in mezzo per regolamentare un po' la situazione. Quindi un unico viale che scende verso il basso, perfetto, e che porti quindi da questo viale poi possiamo far diramare per esempio altre strade. Per esempio, vediamo un po' se funziona questa idea. Dov'è? Alza la strada, vediamo se funziona. Più alta. Vediamo un po'. Allora, se la alziamo così, vediamo dove può arrivare. Quindi, se per esempio io... ma non penso che poi si possano espandere in superficie queste strade. Quindi questa idea non funziona. Però mi avete detto per esempio... Allora, questo viale centrale va sicuramente bene. Poi un altro viale adesso lo facciamo arrivare adesso alla zona delle centrali. Però io adesso devo capire qua come smistare il traffico. In queste strade cittadine va bene, ma le arterie principali... L'arteria principale adesso per entrare in città non sarà solo questa. Sarà questa, sarà questa, questa, questa e quest'altra. Quindi ragazzi, il problema così dovrebbe apparentemente migliorare. Quindi così ragazzi dovremmo migliorare, perché adesso i cittadini non avranno... Eccoci qua, che cosa è successo? Troppe morti, edifici in fiamme. Adesso i cittadini non avranno solo ed esclusivamente una strada per arrivare al centro città, ma ne avranno ben 4, 5. Vedete un po' qua, ne avranno 4, 5 per arrivare al centro città. Date un'occhiata. E non sarà più la stessa cosa. Certamente il traffico migliorerà. Ok, allora vediamo se qua possiamo aggiungere adesso delle nuove strutture naturali. Per esempio, come avevamo detto prima, qua gli possiamo mettere un parco, qua gliene possiamo mettere un altro, qua un altro ancora, e siamo a cavallo. Ora unifichiamo anche queste stradone. Per esempio portiamo qua una nuova via. Perfetto. Vediamo di aggiungere delle nuove fabbriche, visto che la domanda non vedo, è sempre alta. Siamo sull'orlo del fallimento. Anzi, io direi di lasciare queste stesse fabbriche, visto che gli mancano lavoratori. Sono tutte sull'orlo del fallimento, non capisco perché. Queste invece vanno bene, probabilmente perché non ci sono molti lavoratori. Ora i lavoratori ve li porto io. Abbiamo bisogno... Ok. Inoltre aggiungiamo qui un'altra
Qua lo voglio lasciare libero per il deposito. Queste stradine qui vanno bene. Ci sono troppi incendi, quindi adesso noi aggiungiamo un altro camion dei pompieri qui. Ci sono troppe morti per la popolazione, adesso noi aggiungiamo un'altra ala in più e un'altra ambulanza. Non possiamo perché ci mancano i soldi, però adesso possiamo velocizzare un po' tutto. Allora, adesso ragazzi dovremo sicuramente migliorare la situazione. Quindi la centrale sta riprendendo a lavorare, se non sbaglio. Vediamo un po'. Sono tutte chiuse dal sindaco, perché per adesso il petrolio è tutto fermo qua. Però ragazzi lo stiamo esportando. Leggete, esporta. Ok. Adesso possiamo riprendere leggermente la produzione con queste. È come se avessimo completamente una centrale aperta. Facciamo riprendere. Benissimo. Adesso con l'educazione come va? Le aule sono sempre piene. Gliene aggiungiamo un'altra in più qua sopra. Perfetto. Gli aggiungiamo pure un pulmino in più. Perfetto. Allora, vediamo adesso come va con il traffico. La situazione sembra migliorata. Non ci sono accodamenti, come potete vedere. Le persone possono scegliere più strade per arrivare. È il cellulare questo, ragazzi, scusate. Vediamo un po'. Stazione di polizia chiusa. Per quale motivo? Ci serve energia. Ci sono problemi di energia? Come mai? Come mai questi problemi di energia? Adesso noi gli aggiungiamo un'altra pala eolica. Ok. Quindi adesso la stazione di polizia riprenderà. Le persone, a quanto vedo, stanno ritornando in città. L'acqua va bene. Adesso gli aggiungiamo qualche cosa. Qui con l'immondizia come stiamo andando? Le raccogliamo, vero? Meglio mettere un altro camion della spazzatura. Mettiamone 2. Allora, pochi posti per consegna merci. Vediamo un po'. Qui abbiamo ragazzi poche zone commerciali. Io direi di creare una nuova zona commerciale proprio qua. Facciamo così. Togliamo questa strada qua e mettiamo questa strada così. Questa strada qua la tagliamo. Portiamo questa strada qua. E questa strada qua. Questa la eliminiamo. Questa pure. E questa la portiamo qua. Qua in mezzo gli facciamo ovviamente delle zone residenziali. E tutte qui intorno al municipio. Qui delle zone commerciali. L'energia ancora. Vediamo. Minzica quanto costa. Vediamo se possiamo mettere qualche altra pala eolica. Una qua e una qua. Quindi abbiamo messo delle nuove residenze qua. Perfetto, c'è qualcosa che non va qui. Troppa criminalità. E la madonna, mamma mia. Qui eliminiamo. Aggiungiamo una nuova zona commerciale, però con tanti parchi che migliorino la situazione. Un parco qui e potenziamenti del parco stesso. Per esempio, qui non si può. Qui non si può. Possiamo aggiungerli qui. Un altro lo possiamo mettere per esempio qui. Bene. Adesso avremo una zona commerciale nuova e nuove residenze. Quindi sicuramente la situazione dovrà andare a migliorare. Cosa succede qua? Gli studenti sono sempre troppi. Gli aggiungiamo un'altra aula. Così l'educazione potrà arrivare a livelli più alti. Allora, per aiutare le industrie, ragazzi, io abbasserei un po' le tasse, così sicuramente gli daremo una mano. Siamo sull'orlo del fallimento, voi pagate meno tasse. Così, ragazzi, aiutiamo proprio l'industria. Credo che sia questa. No, non è questa l'industria. Qual è l'industria? Ah, non possiamo farlo, perché non abbiamo la divisione della finanza. Giusto. Vediamo se la possiamo mettere.
Non c'era istruzione, adesso c'è. Stazione di polizia chiusa ancora per mancanza di energia. Ancora ragazzi, ancora. E quante pale eoliche gli devo mettere? Ancora, un'altra. E quante ne devo mettere? Ditemelo voi. Ne abbiamo, guardate quante ne abbiamo. Stiamo arrivando al massimo. Avanti, qua c'è la vostra energia elettrica. La stazione di polizia adesso funziona. Siamo per adesso in regola, in regola. Il petrolio lo stiamo esportando. Speriamo di venderne a tonnellate. Lì il traffico ragazzi adesso è risolto. Come potete vedere la strada è tutta pulita. Le arterie sono pulitissime. Possiamo arrivare in tutti i posti come vogliamo. E ovviamente non c'è problema. Eccoci qua. Allora, vediamo un po' che cosa fare a questo punto. Metterei io la divisione della finanza, che è questa, il dipartimento delle finanze. Così noi possiamo ditassare i cittadini in maniera indipendente. E abbassiamo la tassazione. Come si fa? Già c'è. Non mi dite ragazzi che ho buttato questi soldi, che mi arrabbio io. Era già fatta. Ma maledizione. Bastava scendere sotto. Ma io non capisco. Ho buttato 30.000 dollari. Mi verrebbe ragazzi da prendere il microfono e distruggerlo. Era fatta. Bastava fare così. Bastava fare così, maledizione a me. Bastava fare così. Ho buttato 30.000 dollari. No. Maledizione. Tutto perché non gioco spesso a questi giochi. Io gioco una volta ogni morte di papa. E ovviamente è così. Allora vediamo un pochettino. Qua abbiamo regolamentarizzato tutto. Qua abbiamo negozi a medio reddito, a basso reddito per la popolazione. Qua negozi a medio reddito. Va bene. L'energia funziona. La sanità. Cosa succede? Molti problemi di salute. Dov'è? Cosa succede? Ah, allora gli aggiungiamo un'altra ambulanza. E basta. Quindi il petrolio lo stiamo vendendo. Qui pure. Qua ne produciamo abbastanza. Vediamo dove sono i nostri camioncini. 4 camion consegne, un camion consegna. Va bene. Già qualche fabbrica in più riesce a vendere le merci. Guadagniamo tanto allora. L'acqua manca. Vediamo di mettere. Allora, di mettere un nuovo elemento di pompaggio d'acqua. Così siamo tranquilli. Con le acque reflue siamo a posto. La sanità. Non possiamo fare shopping? Vediamo perché no. Vogliamo un posto qui intorno, c'è troppa. Ok. Allora ragazzi, questa zona qua funziona. Ok. Il municipio è arrivato al massimo, quindi lo miglioriamo per i 30.000 abitanti. $60.000. Allora ragazzi, vediamo se possiamo collocare il nostro centro di spedizione. Io lo metterei qua per sicurezza. Mi avete detto che lo posso mettere anche in capo al mondo, però funziona lo stesso. Io lo voglio mettere lo stesso qua per vedere che cosa succede. Vediamo. Allora, pista voli per il trasporto pesante, bellissima. Stazione treno. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Bene. Allora ragazzi, scusate se vi ho messo qua questo elemento, però adesso qua ci creiamo una stazione commerciale che voi non avete neanche l'idea di quanto sarà grande e bella. Allora, un posto per le merci sicuramente, così le fabbriche si divertono a spedire le loro merci. Poi gli mettiamo 3 di petrolio. Poi gli mettiamo 2 per il trasporto pesante e gliene mettiamo 1 per le navi da cargo. Qua il petrolio ragazzi sapete dove va a finire? Mamma mia.
Peccato che non abbiamo ferrovia. Peccato che non abbiamo ferrovia. Peccato. Qui con i prestiti come stiamo andando? Paghiamo questo, quindi lo paghiamo. Paghiamo anche quest'altro, così siamo a posto. Le tasse all'industria basse, così evitano di pagare tasse inutili. Vediamo come va qua. Il traffico è un pochettino su di giri su questa strada, però potete vedere che va meglio. Tubi intasati per le acque reflue. Con 3500 risolviamo il problema. Ok. Vediamo un po' le altre regioni, ragazzi. Vediamo un po'. Abbiamo Paradise City di Slash, 152.000 abitanti. Eccoci qua, bisogno di petrolio greggio, megatorre. Perché non la facciamo pure noi una megatorre, ragazzi? Torniamo qua. Allora, vediamo un pochettino. Intanto dobbiamo raccogliere i... Io voglio mettere intanto quello per le navi. Una megatorre quanto costa? Vediamo un po'. Megatorre 126.000. Wow. Ragazzi, qua ci servono i soldi. Questi soldi, ragazzi, li faremo solo con il petrolio. E arriveranno i soldi, state tranquilli. Appena noi adesso vendiamo tutto questo petrolio immagazzinato qui, ora vedrete voi. Tanto la nostra centrale funziona, trasportiamo sempre petrolio, possiamo mettere altre centrali. Basta avere, ragazzi, questi soldi. Allora, intanto qua mettiamo il deposito per le navi da cargo. Ed è una. Speriamo che è ben collegato e non ci siano problemi stupidi. Quindi adesso le navi da cargo potranno immettersi nel deposito commerciale. Che succede con la ancora con questa criminale? Ma la smettete di fare i criminali? Che cosa guadagnate facendo i criminali? Ma basta fare i criminali. Perdete il vostro tempo e la vostra vita. Poi finite in carcere, buttate il vostro tempo. Ma fate un lavoro onesto, anche il più umile che sia. Mamma mia, sempre crimine, crimine. Ma io non capisco. Allora, gli aggiungiamo una di queste. Qui ne mettiamo altre 2, 3, perfetto. E il petrolio verrà esportato. Perfetto. Quindi, ragazzi, possiamo a breve riattivare il nostro impianto. Però prima dobbiamo sistemare qua la situazione. La popolazione è felice, se non sbaglio, vero? Sono tutti contenti. Li facciamo rimanere così, non ci espandiamo ancora, perché io devo raccogliere soldi e tempo per espandermi. Quindi qua abbiamo bisogno di persone. Qua la gente sta arrivando tranquilla. Che succede? Ancora Omega Co. Ancora Omega Co. Non rompiamo le scatole, eh? 27.000. Gli aggiungiamo un altro magazzino di petrolio. E poi vedremo. Intanto questo. Ok, procediamo. Qua cosa succede con i pompieri? Il servizio antincendio è lento. Perché? C'è un incendio qua sotto? Ma credo che ci sono appunto tutti per spegnerlo. Troppe morti. Ho un servizio sanitario che è una bomba. Guardate qua. Come va? A breve, ragazzi, riattiveremo le altre centrali. Aggiungiamo un altro stabilimento per il petrolio greggio. Ne possiamo aggiungere quanto? Allora, ragazzi, credo che 30.000 barili vadano più che bene. Poi gli altri li sfrutteremo per il carburante. Quindi per adesso basta così. Possiamo, io dico, iniziare a produrlo alla grande. Entriamo qua dentro e riattiviamo questi elementi di trivellazione potenziata. Ragazzi, diamoci dentro. Sgasiamo a tutta forza. Si vedono le fiamme al cielo. Avremo bisogno di energia elettrica, se non sbaglio. Appena tutto vediamo se è vero. Avremo bisogno di energia? No?
Ecco una nave cargo che raccoglie il petrolio, se non sbaglio, e lo porta via. Adesso, ragazzi, con tutto questo petrolio al giorno la situazione cambierà. Intanto con l'energia siamo messi bene, con l'acqua pure, acque reflue pure, l'immondizia va bene. La scuola, cosa c'è? Le aule sono piene, anche queste. Vi devo fare un'altra scuola. Però ci servono soldi. Ci servono soldi. Un'altra scuola elementare. L'industria si sta riprendendo, ragazzi. La tassazione è diminuita e li ha aiutati certamente. Ogni tanto qui arriva una nave che fa tutto. Aggiungiamo delle altre fermate per il pullman dei nostri bambini. Visto che ci siamo, aggiungiamo adesso una torre da trasporto pesante qui. Un cartellone qui. Vediamo questa cosa del trasporto pesante come funziona, perché davvero non l'ho mai vista. Vediamo. Ah, stanno diminuendo i cittadini? Perché? 2000 in meno? Cosa è successo? Ah, forse stanno ingrandendo le case. Omega insufficiente. Va bene. Visto che ci siamo, ragazzi, con questi soldi, io direi di creare una nuova centrale petrolifera. Eccoci qua. La possiamo mettere in maniera rapida da questa parte per sfruttare tutto lo spazio, per esempio qua. Queste le eliminiamo subito. La centrale eolica come va? Meglio? Vi serve un'altra di queste? Meglio, sì, meglio, dai. Scusate, ragazzi, il telefonino. Scusate.